Una nuova linea di trasporto pubblico che collegherà i Colli Euganei alla stazione ferroviaria di Montegrotto Terme e da qui alla città. È un passo in avanti nella direzione della sostenibilità e al servizio del turismo, quello che Bus Italia Veneto ha messo a punto con la provincia. Il fatto di collegare con 9 corse al giorno, la prima è alle 6:45 del mattino, il comune di Torreglia, il territorio di Torreglia, passando per Luvigliano e arrivare a Montegrotto nella stazione delle Terme Euganee, significa collegare di fatto questa porzione di provincia di Padova con la città. Il collegamento sarà una variante della linea M e si aggiunge alle nuove tratte Bus Italia, quella che una domenica al mese permette di andare da Padova al mercatino di Piazzola sul Brenta, o quella cresciuta del 25% diretta all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Intanto da mercoledì prossimo riaprono le scuole. Già da mercoledì, quindi con l'inizio delle scuole, tutte le navette che raggiungono gli istituti scolastici della città di Padova sono state anticipate di 5 minuti proprio per prevedere anche il problema legato alla presenza di cantieri in città e quindi garantire agli studenti di iniziare le scuole in orario senza giustificazioni che non sarebbero motivate. Nel frattempo, lunedì 9, quando alcuni istituti comprensivi della città ripartiranno con le lezioni, si parte con uno sciopero di 8 ore proclamato su tutto il territorio nazionale.